Continuano le proteste dei lavoratori forestali per cercare di continuare a lavorare e di esigere anche quell'arretrato che c'è. Oggi c'è stata una valida, interlocuzione con i dirigenti dell'ufficio forestale competente. Più che continuare dobbiamo iniziare a lavorare. Qua in provincia di Agrigento, così come in tutte le province della Sicilia, ci sono enormi difficoltà quest'anno e non abbiamo date certe rispetto all'avviamento al lavoro per i viali di prevenzione nei boschi, e quindi abbiamo voluto fare queste 2 giornate di lotta per attenzionare la problematica e fare in modo che nei tempi certi questi lavoratori possano essere in servizio per poter svolgere al meglio quel lavoro e quindi evitare che i boschi quest'anno si brucino. Dottore Scibetta, arrivano istanze purtroppo dal territorio da parte dei forestali e voi cercate di dare le risposte possibili che potrebbero arrivare in tempo relativamente breve, considerando anche le problematiche del Covid? Il Covid sta rallentando molto le nostre attività, però i motivi sono diversi, sono di natura, come lei saprà, sicuramente di natura finanziaria. Infatti quest'anno la quasi totalità delle risorse si basano su fondi extraregionali, soprattutto fondi comunitari che richiedono un certo impegno preliminare e successivo all'attuazione dei progetti. Già siamo in ritardo perché a giorni dovremmo cominciare a fare i viali parafuoco, ma siamo materialmente impossibilitati a farlo. C'è un problema anche di arretrati, credo di aver capito. Ci sono solo 28 operai a tempo indeterminato che per questioni legate a problemi di carattere ragioneria centrale non siamo riusciti a pagare nel mese di febbraio. Siccome stiamo aspettando il riaccertamento dei residui che ancora non arriva, per cui questi operai da dicembre che non percepiscono lo stipendio, però nel frattempo abbiamo provveduto a pagare gennaio e febbraio. Comunque abbiamo visto come attestazione anche da parte dei lavoratori verso la vostra struttura è stata positiva. Noi ce la mettiamo tutta, siamo pagati per fare questo, ci chiamiamo servizio per territorio per dare un servizio al territorio proprio.